C'era una volta, molti anni fa, nella soffitta della mia casa a Venezia, una lanterna magica e una grande scatola di vetri da proiezione del 1800, dipinti e di grande qualità. Proiettai il primo vetro, la fanciulla con la candela. La mia meraviglia fu tale da portarmi negli anni al mio insolito ruolo di lanternista. Negli spettacoli di Lanterna Magica gli spettatori venivano coinvolti in una strana emozione, quella di trovarsi al di fuori di uno spazio reale, affascinati dalle immagini che apparivano e scomparivano nel buio della sala. Diversi anni fa riflettevo sulla possibilità di esporre in una sede museale quei rari antichi oggetti che avevo collezionato, non tanto per il piacere del collezionismo, ma per una ragione di studio, consentendo così ai visitatori un interessante e specifico viaggio a ritroso nel tempo per far conoscere la storia del precinema. Finalmente, un bel giorno, i musei di due città mi comunicavano la loro disponibilità ad ospitare in modo permanente la collezione. Non mi restava che avvertire l'allora sindaco di Padova, Flavio Zanonato, che aveva dimostrato un certo interesse affinché decidesse in breve tempo di non lasciarsi sfuggire una così interessante opportunità. La convenzione venne così firmata nel 1998 con l'amministrazione comunale di Padova. Fu assegnata in comodato una sede espositiva permanente nel piano alto dell'antico Palazzo Angeli situato in Prato della Valle. Da questo palazzo Canaletto, mediante l'uso della camera ottica, strumento del precinema, realizzò una famosa veduta. La collezione così, pur restando di mia proprietà, veniva messa a disposizione del pubblico, dotando la città di Padova dell'unico museo specifico sul precinema. Il museo accoglie un pubblico interessato, oltre che alle lanterne magiche, anche alla fotografia, alla pittura, alle stampe del Settecento o semplicemente alla ricerca di un tempo perduto. Insomma, un museo per tutti. Dedico il mio costante impegno a questo museo affinché i visitatori ne escano soddisfatti e possano continuare ad affermare: è davvero un museo di magiche visioni che ci riporta indietro nel tempo. Un tempo così affascinante e sconosciuto quando cinema, televisione e computer ancora non esistevano.